Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo venerdì 1 settembre per raccontarvi come sempre quello che sta accadendo a nord-est. Ci sono tantissimi fatti anche oggi, lo potete vedere fra pochissimi istanti, ci ritorneremo. Questa è Cordovado che è ancora sotto scacco da parte di Luca Orlandi, quell'ingegnere che ormai da 48 ore è asserragliato in casa armato. Le trattative frenetiche sono in corso. Si tratta di un ingegnere ex militare originario di San Donà di Piave. Sul posto c'è Lucio Zanato. Fra pochissimo andremo da Lucio Zanato, ma appunto c'è la cronaca di queste ultime ore. C'è stato un incidente mortale nel Trevigiano, nella zona di Segusino. Siamo sul confine con le province, tra le province di Treviso e Belluno. Una donna si è schiantata con il proprio maggiolino contro la parete di roccia che delimita la strada al termine del ponte di Fener. È deceduta così nella notte una 48enne residente a Cairano di San Marco. Immediato l'arrivo dei sanitari del SUEM 118 di Belluno, che nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Feltri e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi e deviato il traffico durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della zona, che sono terminate dopo circa 2 ore. La vittima quindi è una donna di 48 anni residente a Cairano di San Marco. Sul posto per noi si è recata Edi Calimana nel corso di questa prima edizione. Tutti gli aggiornamenti. Fra poco tra l'altro andremo a Conegliano, oggi la posa della prima pietra del nuovo ospedale. Abbiamo un'intervista anche al governatore Zaia, fra poco con Francesca Bozza. Ma dicevamo Cordovado con Lucio Zanato. Non so se in questo momento, Lucio, mi senti. Che cosa sta accadendo? Buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sto parlando come sentite con una voce bassa perché i momenti sono importanti. Diciamo che molto probabilmente c'è stata l'eruzione. Voi state vedendo in questo momento le immagini in diretta che noi stiamo cercando di proporvi da una postazione diciamo così un po' particolare. Vi allargo l'immagine, vi faccio vedere in realtà dove ci troviamo, perché siamo parecchio arretrati rispetto al punto dove appunto Luca Orlandi, 55 anni, è asserragliato da ieri mattina. Adesso torniamo con lo zoom al massimo per farvi vedere insomma che cosa sta succedendo lì in fondo, all'altezza poco prima di quei cassonetti della spazzatura, e dove vedete passare adesso in questo istante i militari dell'arma. I militari dell'arma, avete visto il personale antisommossa. Queste persone, insomma, lì proprio in quel punto c'è l'appartamento di Luca Orlandi, 55 anni. Cosa è successo? Intorno alle 10:30 c'è stato, diciamo così, l'entrata dei GIS che da ieri sono arrivati qui da Livorno, e insieme a loro c'è stato anche un cane elettronico, quello che viene utilizzato per percepire se c'è dell'esplosivo. Tutto quello che siamo riusciti a vedere mentre appunto stavamo cominciando a preparare per la diretta. C'è stata questa entrata intorno alle 10:40. Ci è parso però il condizionale d'obbligo di sentire qualche scoppio abbastanza contenuto. Sembrava poteva essere proprio l'inizio, diciamo così, dell'azione. Dopodiché noi ve lo faremo vedere questa sera. Abbiamo registrato l'uscita di uno dei GIS che con il dito alzato probabilmente comunicava ai comandanti che l'operazione era riuscita, però ripeto, è tutto con il condizionale, perché certo, oggettivamente in tempo reale vi stiamo facendo vedere cosa sta succedendo qui in via Battaglione Gemona a Cordovado. E nell'attesa, come vedete, c'è grande movimento, come vedete ci sono i vertici dell'arma del Pordenonese, e stiamo attendendo per capire un po' meglio anche attraverso le immagini che cosa sta succedendo, ma dalle
le azioni, da quello che vediamo rispetto anche a un'ora fa quando c'era una estrema tensione. Pensate che ha fatto arretrare tutti i mezzi, tutte le persone, c'era un silenzio irreale. Adesso invece, come sentite, l'atmosfera è abbastanza rilassata, quindi c'è da pensare che l'operazione sia riuscita e che adesso si stia provvedendo sostanzialmente a mettere in sicurezza l'area e probabilmente anche a portare fuori Luca Orlandi. Ma ripeto, tutto questo ancora è il condizionale perché non abbiamo delle conferme certe. Queste sono comunque tutto le immagini in evoluzione. E adesso se non ci... Esatto, tutto in evoluzione, esattamente, e proprio per questo io ti restituisco la linea, se non hai domande. Ecco, un'altra cosa, in questo momento comunque tutto il paese è ancora sotto assedio, ma mi pare di capire che si sta muovendo un po' tutta la situazione. Avete visto che si sono mosse le auto, adesso vedete in maniera distinta le auto dei carabinieri. Credo che sia il momento. Adesso vediamo un attimo se riusciamo ad avere qualche altra notizia, ma comunque per il momento continuo a darvi queste immagini e cerchiamo di raccogliere qualche notizia in più. A te la linea. Allora, Lucio, grazie davvero. Noi rimaniamo ovviamente con questa finestra su Cordovado. È chiaro che è un fatto che sta tenendo con il fiato in sospeso non solo questa comunità a ridosso del Veneto orientale, ma tante famiglie e l'opinione pubblica in generale. Tra l'altro, prima di collegarci con Francesca Bozza, con l'ospedale di Cornegliano, vi farei sentire l'intervista realizzata sempre da Lucio Zanato ieri sera a Cordovado alla sindaca, che fa il punto delle famiglie interessate. Quante persone sono coinvolte, dei suoi cittadini, tra persone evacuate, persone chiuse in casa, perché c'è un po' di confusione? Allora, persone evacuate sono 12 che corrispondono a 7 nuclei. Mentre per quanto riguarda i negozi, tutto il resto chiuso, quante? Allora, le attività principalmente in centro sono 4-5. Ecco, poi le altre persone delle altre case possono rientrare, cioè perché si parlava di 300 persone addirittura coinvolte? No. Non è il numero non è questo, credo molto meno, perché comunque le vie di accesso consentono anche l'ingresso nelle abitazioni proprio per evitare qualsiasi tipo di disagio, ma anche proprio di movimento, e quindi possibilità di raggiungere i posti di lavoro piuttosto anche le varie destinazioni. Ci può raccontare qualcosa di più di questo suo cittadino, questo Luca Orlandi? Io l'ho conosciuto il mio primo anno di mandato, perché lui mi ha mandato una lettera e mi ha scritto alcune cose e io ho avuto il piacere di accoglierlo in comune. Ricordo di essere stata con lui per un tempo lungo, mi ricordo 1 ora e mezza, e dove abbiamo parlato di molte cose. Mi ha colpito molto nella sua profondità e nella sua intelligenza. E ricordo che un particolare che mi aveva raccontato è che lui usciva di notte perché amava scoprire proprio i luoghi nascosti di Cordovado, i luoghi proprio particolari di Cordovado. Quindi io di questa persona ho questo ricordo. In questi anni l'ho intravisto, non ho avuto occasione di parlargli, lo vedevo così un po' di sfuggita. Come potete immaginare, il Covid non ha facilitato gli incontri, e quindi questa è la conoscenza e il ricordo che porto di lui. Ecco, non è una persona che però aveva chiesto aiuto ai servizi sociali o in qualche modo aiuto al comune per questa sua solitudine, tra virgolette? No, non era emerso questo tipo di richiesta, era stata proprio una forma di conoscenza, e ricordo proprio una forma di rispetto e di stima nei miei confronti. Ecco, per quanto riguarda invece appunto questa autochiusura di 2 anni e mezzo, cioè lui che cosa fa? Non lavorava? Cioè, come viveva? Come vive? Non mi risulta che lui svolga un'attività lavorativa particolare, però in questi anni, anche in un confronto che ho fatto in questi giorni con il mio assessore alle politiche sociali, non è emersa mai una richiesta esplicita di aiuto. Ecco, lei ha avuto comunicazione che gli avrebbero ritirato le armi?
No, non ero a conoscenza di questo. Io sono stata informata che sarebbe iniziata questa operazione dal comandante di Pordenone ieri mattina. Per ultimo, se per caso attraverso YouTube, attraverso i social, attraverso internet il suo cittadino la vedesse, che messaggio vuole dargli? Ma io sono convinta, perché poi è anche il mio modo di essere e di operare, che attraverso il dialogo, attraverso la condivisione, portando quelle che sono delle richieste, ma soprattutto quelli che sono i bisogni della persona, si può trovare una soluzione. Si può trovare una soluzione, dice la sindaca Lucia Brunettina, e come avete sentito dal nostro Lucio Zanato, forse una soluzione si sta trovando, pare ci sia, lo avete sentito da Lucio, meno concitazione rispetto alle scorse ore, rispetto alla giornata di oggi, c'è quel segno. Mi sentite? Ecco Lucio, mi senti? Perfetto. Mi sentite? Sì, sì, ti sento forte e chiaro, Lucio. Sì, allora guarda, allora dovrebbe essere il segnale che ci è arrivato dal GIS era proprio che a quanto pare, diciamo, la storia è finita, cioè che l'hanno preso e ancora diciamo, le particolarità non si sanno, però confermato la persona che in questo da ieri, anzi dall'altro ieri, è asserragliato a casa sua, è stato bloccato e le hanno e quindi praticamente Luca Orlandi è stato bloccato, è stato diciamo così, c'è stata l'azione dei GIS con l'eruzione come avevamo anticipato e l'operazione si è conclusa positivamente, a quanto pare in maniera incruenta. Queste sono le ultime novità. Possiamo dire con tutte le cautele del caso che la risoluzione è positiva o sta andando nel senso positivo? Guarda, se non fosse nel senso positivo non ci sarebbe tutta questa rilassatezza e esatto. Noi stiamo già vedendo, ad esempio i vigili del fuoco stanno smontando tutto, la protezione civile che si sta muovendo e mi sta confermando anche Nicoletta, che è dall'altra postazione, ecco, mi dice che sta parlando in questo momento con i negoziatori all'interno del tabaccaio che è a ridosso sostanzialmente della sua abitazione, quindi l'hanno portato fuori e in questo momento... ecco, mi dice sempre Nicoletta che ripeti, scusa? Ha consegnato le armi spontaneamente. Ecco, ha consegnato le armi spontaneamente. Allora cambiamo anche il titolo in onda, sì, perfetto. Si è arreso. Si è arreso, ok. Luca Orlandi si è arreso. Possiamo darla in tempo reale alle 12:12 minuti qui su Antenna 3, grazie al nostro Lucio Zanato. Allora Lucio, noi ci ricolleghiamo fra pochissimo, grazie per tutti questi aggiornamenti, grazie davvero. Allora, grazie a te, grazie a voi. Grazie Lucio. Allora, rimaniamo ancora per un attimo a Cordovado. Lo avete sentito, Luca Orlandi si è arreso. Grazie Tony Esposito, grazie Mattia Pizzaia dalla regia. Questa è la notizia in tempo reale. Avrebbe consegnato le armi spontaneamente, si troverebbe in una zona, diciamo così, neutra, terza rispetto alla propria abitazione, quindi dal tabaccaio. Adesso si muove anche Lucio Zanato con la nostra Nicoletta Rizzetto. Capite bene, è un paese sotto assedio, c'è un cordone di sicurezza attorno all'abitazione di Orlandi, quindi è difficile anche per i giornalisti muoversi e non potrebbe essere altrimenti. Noi vi riproponiamo adesso questo ritratto di Luca Orlandi. Non lo so, vediamo. Un uomo qualunque fino a ieri mattina. Questo era Luca Orlandi, classe 1968, prima che si barricasse in casa per non cedere le sue armi ai carabinieri mandati dal prefetto e questore di Pordenone, dopo lo scadere non rinnovato degli esami per il porto d'armi. Chi lo conosce lo descrive come una persona forse un po' riservata, ma normale, uno di cui ti fideresti in caso di bisogno. Nello specifico è un amico di Caorle, veneto come Orlandi, nativo di San Donà. Alle domande dei cronisti non nasconde lo stupore per questa situazione che ha messo sotto scacco Cordovado, la comunità dove Orlandi ha deciso di andare a vivere, presumibilmente dopo l'esperienza in Friuli come sottotenente di complemento nell'Arma dei Carabinieri.
Ingegnere, laureato a Padova, si conosce ben poco della sua attività lavorativa. Niente social, a parte questo insolito tentativo di comunicazione con il mediatore delle forze dell'ordine utilizzando YouTube, nessuna relazione familiare, né moglie o figli. Un lupo solitario che da 2 anni e mezzo ha deciso di autorecludersi in casa e che nelle armi, che fino a ieri deteneva regolarmente, forse riponeva tutte le sue sicurezze, che di conseguenza il campanello suonato dai carabinieri ha minacciato di far crollare. Questo è il ritratto. Luca Orlandi, dicevamo, si è arreso, certo, sono state 48 ore di fatto sulle montagne russe, e le prime in particolare contraddistinte da un vero e proprio delirio social, con l'uomo che ha postato diversi messaggi. Ripercorriamoli. Questa è induzione al suicidio. Questo è induzione al suicidio, maresciallo. Questo è induzione al suicidio. Io le armi contro di voi non ci penso neanche, questo mi piace di me. Chiuso, asserragliato in casa, ma in costante contatto con l'esterno. Il canale YouTube di Luca Orlandi si chiama Aeticons, attivo da 2 anni. Quello spazio virtuale divenuto nel tempo il suo diario, nemmeno troppo segreto. Da quando è iniziata la trattativa con le forze dell'ordine, i video di Orlandi hanno raggiunto visualizzazioni da record. Il primo, dove ripetutamente parla di istigazione al suicidio, in poche ore ha toccato le 16.000 visualizzazioni. Ora sono le 7:45. State facendo induzione al suicidio, maresciallo, e qualunque cosa voi lo chiamate è induzione al suicidio. Al primo video, datato ieri sera, ne seguono altri 3. Provo a rendere efficace la comunicazione, è il secondo. Le parole sono rivolte al mediatore che da ore sta dialogando con lui attraverso un megafono, il maresciallo dei carabinieri. Ci sono modi e modi di essere morti nella vita, spero che tu lo sappia. Il terzo. Non credo che i commenti siano una buona via. Sono popolati da gente, mi stanno dicendo di costituirmi. Per cosa, Marco? Per cosa devo costituirmi, Marco? L'ultimo, Exit Strategy, strategia di fuga, 14 minuti, 1852 visualizzazioni in un'ora. Avete creato questo scenario di irreversibilità. Qual è la vostra exit strategy? Quando siete entrati qua, Marco? Quando siete arrivati qua a fare questa cosa qua? Qual era il vostro piano B? Un dialogo surreale che prende forma nella sua mente, mentre attorno Cordovado è un paese in lockdown. Devi portarmi in qualche modo a stancarmi di essere qua, ma sarà difficile, dovete lavorare parecchio, perché io amo la vita. Io amo tantissimo la vita, lo dico e lo ripeto, io amo tantissimo la vita. L'insano gesto, devi portarmici all'insano gesto. Pagina doverosa, fra poco ci ricollegheremo con Lucio Zanato da Cordovado, dove quest'uomo comunque si è arreso. Io vi ricordo la notizia di apertura, questo ennesimo incidente mortale sulle strade del Veneto. Questa notte tra le province di Treviso e Belluno siamo a Segusino, nella zona, per intenderci, del ponte di Fener. Questo maggiolino è andato a sbattere contro una parete di roccia. È morta una signora, una donna di 48 anni, originaria di Caerano di San Marco. Sul posto c'è la nostra Edi Caliman. Inutili tentativi di salvarla da parte del suo M118. Ecco, questo è ancora Cordovado, esatto, quindi è la zona, immagino, del tabaccaio, quindi dove si troverebbe Luca Orlandi con i negoziatori. Quindi l'uomo è stato portato all'esterno della propria abitazione e adesso probabilmente sta dialogando ancora con questo Marco, che è il negoziatore, quest'uomo di fatto che non lo ha mai lasciato solo, ha continuato per ore e ore a convincerlo a desistere, a mollare la presa, a non commettere sciocchezze. Questo ingegnere originario di San Donà di Piave era serragliato in casa con fucili, munizioni, e, insomma, bisognerà capire poi anche il reale ammontare di questa Santa Barbara. Insomma, restiamo ovviamente con questa finestra aperta su Cordovado.
Sempre incidenti stradali, ce n'è stato uno a Montecchio Maggiore questa notte dove è stato distrutto il leone di San Marco in pietra al centro della rotatoria, ferito l'autista. Incidente stanotte alle 2 a Montecchio Maggiore, all'incrocio tra Viale Europa e via Domenico Veronese per un furgone finito contro la rotatoria. Distrutto il leone di San Marco in pietra al centro della rotatoria, ferito l'autista. I pompieri arrivati da Arzignano hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM per essere poi trasferito in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora. Così a Montecchio Maggiore, ovviamente voi continuate a vedere la zona di Cordovado dove è in corso la trattativa, mi verrebbe da dire finale, tra i negoziatori e reparti scelti e Luca Orlandi, ma appunto la cronaca è tanta in queste ore. Ritorniamo all'omicidio di Pernumia nel Padovano. Resta in carcere il 25enne gambiano accusato della morte del 27enne tunisino accoltellato lunedì sera. Fermo convalidato, resta in carcere Sanaturè, il 25enne gambiano richiedente asilo che lunedì sera avrebbe accoltellato alla gola il coinquilino Anouar El Guttaia, tunisino di 27 anni. Una lite violentissima, quella scoppiata nel casolare di via Palù Inferiore a Pernumia, che sarebbe stata causata da uno zainetto conteso che il presunto assassino avrebbe voluto indietro con la vittima opporsi. Dopo l'omicidio, il 25enne si è rifugiato nel centro di accoglienza per richiedenti asilo di Battaglia Terme, dove è stato trovato e fermato poco dopo l'una di martedì dai carabinieri che indagano sull'omicidio. Il 25enne resta quindi nel carcere di Rovigo, dove era stato accompagnato nella giornata di martedì. Nel frattempo continuano le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del fatto e capire di chi fosse la proprietà del casolare abbandonato e quante persone vi trovassero rifugio. Parliamo di slot machine, controlli durante tutto il mese di agosto in provincia di Padova da parte dei Baschi Verdi della Guardia di Finanza, individuati 8 bar e una sala slot dove gli apparecchi, 9 in totale, erano in funzione anche durante la fascia oraria vietata. I titolari sono stati segnalati ai comuni che provvederanno a sanzionarli. Si stanno avvicinando altri uomini nel negozio dove appunto è in corso la trattativa tra Luca Orlandi e i negoziatori, quindi vedete che probabilmente siamo agli atti finali di questa vicenda surreale quanto preoccupante, perché giustamente, come riportiamo nel titolo e come abbiamo comunicato in diretta con il nostro Lucio Zanato, Luca Orlandi si è arreso. Allora, nessun caso in Veneto, ma scattano misure urgenti contro la peste suina africana, un altro fronte molto caldo. L'attenzione è massima, soprattutto nella zona di Montagnana. Sono partite in tutta la regione le misure urgenti contro la diffusione della peste suina africana dopo i casi individuati in 3 allevamenti in provincia di Pavia. Nel Padovano, soprattutto nel Montagnanese, zona di produzione dei prosciutti DOC, sono presenti 267 allevamenti registrati per un totale di 104.000 capi e 26 milioni di euro di fatturato complessivo annuo. Le misure urgenti riguardano nello specifico le movimentazioni degli animali che potranno essere spostati solo previo controllo veterinario da ripetere ogni 72 ore e dopo comunicazione all'ULSS competente per territorio e l'adozione di particolari misure di disinfezione e igiene in tutta la filiera. Il presidente di CIA Veneto, Gianmichele Passarini, rassicura: finora nessun caso si è registrato in Veneto. La peste suina africana non è pericolosa per l'uomo, ma si trasmette tra i cinghiali e i maiali. La presenza di ungulati, in particolare nella zona dei Colli Euganei, rende il Veneto potenzialmente interessato. Per questo serve l'azione dei selecontrollori per evitare che la malattia si trasmetta a suini sani, che dovrebbero essere, nel caso, immediatamente abbattuti.
questo sempre Cordovado, grazie alla regia. Vi do anche questa notizia, sta diventando virale, ne stanno parlando un po' tutti. A Torreglia si aggirerebbe quest'uomo vestito da pagliaccio It. È una cosa abbastanza inquietante, un pagliaccio di notte in giro per Torreglia. Non so se possiamo mostrare la pagina web, Tony, del Mattino di Padova. L'insolito avvistamento segnalato negli ultimi giorni in città. Il sindaco ha avvisato i carabinieri, i residenti preoccupati, una goliardata, ma in paese c'è appunto inquietudine. Vediamo su Cordovado, non so se Lucio ci sente, sta parlando, cosa sta accadendo. Non so se riusciamo ad avere anche l'audio. No, al momento no. Vediamo cosa sta accadendo. No. Boh. Allora facciamo così, ho visto Francesca Bozza pronta da Conegliano con il presidente della regione del Veneto Luca Zaia. Oggi a Conegliano la posa della prima pietra del nuovo ospedale. Eccola qua con Luca Zaia, Francesca Bozza e Alberto Pivetta per la parte tecnica. Buongiorno Francesca. Buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo insieme al Presidente della Regione Luca Zaia, grazie per essere con noi Presidente. Posa della prima pietra di una nuova componente dell'ospedale di Conegliano fondamentale per tutta la comunità. Beh, sono quasi 60 milioni di euro, oserei quasi dire che è un nuovo ospedale, visto considerato, stiamo parlando di un grande, nuovo, funzionale pronto soccorso, tutto il reparto materno-infantile, quindi l'ostetricia, punto nascite, e ginecologia e tutto, e poi tutte le terapie intensive, visto considerato che noi abbiamo già realizzato la piastra chirurgica. Detto questo, stiamo parlando di, si immagini solo quasi 300 posti letto, sono 288, stiamo parlando di 28.000 metri quadrati, vuol dire che questo sarà un ospedale di 3 ettari. E questo per dare una dimensione dell'investimento che si fa, in una logica di investimenti che stiamo seguendo in tutto il Veneto. Direi che questo forse arriva da buon ultimo, visto considerato che abbiamo realizzato tanto in giro per il Veneto. Ho ereditato 68 ospedali, ne riconsegno 68, ma sicuramente molto più in ordine e sicuramente molto più attrezzati. Si pensi solo al tema dei robot chirurgici, quando sono arrivato io forse c'erano 2 o 3, oggi ce ne sono quasi 40. Chiaramente poi tutti si aspettano la grande cittadella della salute di Treviso, insomma ormai il conto alla rovescia. Ma sì, anche lì andremo ormai definitivamente ad aprire, è realizzata, ci sono già dei reparti dentro, abbiamo in programma di fare proprio l'apertura finale. Anche lì sono quasi 300 milioni di euro investiti e stiamo parlando di un policlinico universitario, ha ormai una decina di cliniche universitarie e soprattutto grazie al lavoro della nostra amministrazione Treviso ha la facoltà di medicina e chirurgia, cioè il ragazzo si iscrive, lo studente si iscrive il primo anno e esce da quell'ospedale con la laurea in medicina e chirurgia. A me non sembra proprio una roba da poco. È vero che magari abbiamo abituato i veneti a grandi novità, la chirurgia, le Olimpiadi e altre robe, però insomma questi erano sogni fino a qualche anno fa. Una risposta alla carenza di medici, lei lo ha detto, insomma ci mancano all'appello 3.500 camici bianchi che non ci sono in questo momento. Ma guardi, io sono quello più arrabbiato, ancora più arrabbiato di chi magari è in attesa di una visita, però per fare la visita ci vogliono i medici. A noi ce ne mancano 3.500 e fermi tutti, non è che mancano a noi e gli altri ce li hanno, ne mancano 50.000 in Italia, il problema è che abbiamo noi ce li hanno tutti. È stata sbagliata la programmazione della formazione dei medici e quindi la programmazione dell'università. E negli anni passati, io ricordo quando mi sono iscritto all'università a fine anni 80, ci dicevano non iscrivetevi a medicina, tanto io mi sono iscritto a veterinaria perché sareste dei disoccupati. La verità è che poi i cinquantenni che oggi vorremmo avere, i miei coetanei, non sono medici. Quindi adesso si sta recuperando a livello nazionale con le nuove norme per avere medici, ma questi 3.500 che mancano a noi dei 50.000 italiani, se avessimo 3.500 ambulatori virtualmente potrebbero fare almeno 35.000 visite al giorno, se ne dessimo 10 a testa. 35.000 visite vuol dire non aver più liste d'attesa, quindi il problema è questo, non il fancazzismo del medico che non visita o dell'operatore che non ti fa i raggi o altre robe del genere, perché a volte non passa sta idea che c'è il personale ma fa altro, non è così, perché questa sanità oggi, anche quest'anno, chiude il suo bilancio con 80 milioni di prestazioni sanitarie erogate. Questi sono i numeri.
E non sono 80 milioni di fantasmi quelli che sono entrati in ospedale, ne entrano 2 milioni ogni anno in pronto soccorso e qualcuno li visita. Attendi troppo in sala d'attesa? Certo, se avessi il doppio del personale potrei permettermelo, ma non riesco a trovarlo sul mercato, attenderesti metà tempo. Proprio liste d'attesa è un tema sul quale la Regione sta lavorando dal post pandemia. Stiamo lavorando, siamo partiti con 500.000 prestazioni in evase, adesso dai 500.000 siamo arrivati a 40.000. E direi che pian piano recuperiamo. Guardi, io esprimo totale vicinanza a chi magari ha difficoltà ad avere un appuntamento, avere una risposta, però ripeto, nel mare magnum questi sono i numeri, ma ripeto, non è un problema del Veneto, è un problema generale, che non vuol dire che ma il comune è mezzo gaudio, ci mancherebbe. Noi dobbiamo essere sempre più bravi degli altri, però mancano i medici, 50.000 a livello nazionale, dei quali 3.500 in Veneto. Anche perché aumentano le richieste di prestazioni. Aumentano, dice bene lei, le richieste, perché quest'anno chiuderemo con più 20%, vuol dire che a parità di popolazione abbiamo più 20% di richieste. Ultimissima domanda proprio legato al Covid, perché aumentano i casi nell'RSA. Vi preoccupa questo e pensate che potrebbero essere analizzate nuove misure come erano state fatte nel passato? Ma ci preoccupa perché anche se fosse una banale influenza, nel momento in cui hai infezioni virali all'interno di RSA, noi abbiamo 30.000 ospiti in RSA, su 300 RSA, capisci che se ti entra un virus influenzale in un RSA, i fragili, se vengono colpiti, vanno in difficoltà. È esattamente questa la nostra preoccupazione. Dopodiché vi ricordo che le RSA hanno una gestione privata, cioè non dipendono da noi, perché qualcuno mi dice ma in quella RSA si usa la mascherina, nell'altra no, in quella RSA si entra col camice, nell'altra no, in quella RSA non si può entrare, cioè, queste non sono decisioni nostre perché sono autonome, le RSA non sono della Regione. Grazie al Presidente della Regione Zaia, lo lasciamo ai suoi impegni, da Conegliano è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Francesca Bozza con Alberto Pivetta, grazie al Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, che ha fatto un po' il punto su delle tematiche, su delle questioni caldissime come le liste d'attesa e il Covid che sta ritornando soprattutto nelle RSA. Ne parleremo tra l'altro nel corso di questa trasmissione con il professor Fabrizio Pregliasco, che tutti voi conoscete. Queste sono sempre le immagini di Cordovado, di questo piccolo comune a ridosso del Veneto orientale, comune friulano, che da 48 ore vive in una bolla sostanzialmente, con quest'uomo che si era serragliato in casa e che per 48 ore ha tenuto tutti con il fiato sospeso, armato e appunto anche farneticante. Lo avete visto e lo avete sentito durante quelli che abbiamo rinominato deliri social, ma Luca Orlandi si è arreso. La trattativa, come ci diceva Lucio Zanato, è alle battute finali e avrebbe consegnato le armi ai militari. Non so se Lucio mi sente in questo momento, chiedo anche alla regia. Lucio è ibridato? Questo è il gergo tecnico. Tony, per caso? Non è ibridato. Quindi magari ritorniamo fra pochissimo anche da Lucio per capire se abbiamo delle nuove informazioni su questa trattativa, però appunto pare che tutto si stia risolvendo nel senso positivo. E noi rimaniamo nel Veneto orientale, ritorniamo nella casa di riposo degli orrori, quella di San Donà di Piave. Lo ricorderete, insomma, violenze indicibili, anche violenze sessuali su ben 8 anziani. Barresi, l'uomo accusato di averle violentate, ha scritto una lettera e ammette le proprie responsabilità. Sostiene di essere malato da sempre, chiede perdono e assicura che intende scontare in carcere la pena che gli sarà inflitta. Lo scrive in una lettera in cui confessa le violenze sessuali commesse a danni delle anziane ospiti nella casa di riposo in cui lavorava Davide Barresi, il 54enne siciliano tra i principali imputati nel processo sulla casa di riposo monumento ai caduti di San Donà di Piave, rinominata degli orrori. Il documento è stato presentato in udienza preliminare a Venezia dal suo legale, l'avvocato Giorgio Pietramala, che ha chiesto anche una perizia psichiatrica, respinta però dal giudice.
A Barresi, in carcere dall'anno scorso, vengono contestate complessivamente 8 violenze in 2 diversi fascicoli che poi verranno uniti. Per lui il processo si svolgerà con rito abbreviato. Nel frattempo la procura ha ricostruito un quadro terrificante sugli abusi commessi nella struttura. Decine gli anziani maltrattati, picchiati, umiliati. 9 i dipendenti coinvolti, tutti licenziati a giugno. Un caso davvero terribile e ora arriva questa lettera e c'è un caso di cui vi abbiamo dato conto e che si può dire chiuso fino a un certo punto dopo le polemiche infuocate dei giorni scorsi. Il concerto di Niki Savage, un trapper tra i più in voga della nuova generazione, è stato annullato. Canzoni troppo violente e misogine e tra l'altro nei giorni in cui la cronaca nazionale è dominata dai casi di Caivano e Palermo con questi stupri di gruppo. Doveva esibirsi in un evento dedicato a dei giovanissimi tra i 14 e i 18 anni. Il titolare del locale ha fatto marcia indietro. Faccio un passo indietro per non trovarmi con delle spiacevoli conseguenze, perché giustamente si è creato un bel cancan qui in paese e noi, vivendo in paese, non vogliamo stare un po' più sereni, perché abbiamo ricevuto abbastanza anche insulti da parte della gente anche su Facebook, sulla nostra pagina, su tutto, insomma. Non parla di censura ma di un gesto di responsabilità. Cristian Simioni, noto titolare del Playa Loca di Castelfranco, finito nella bufera per aver invitato l'11 settembre prossimo a una festa di teenager il trapper Niki Savage. Presenza quindi annullata, confermato invece l'evento in sé dedicato agli under 18. In tanti, compreso il sindaco Stefano Marcon, avevano giudicato inopportuna la presenza dell'artista, autore di canzoni al limite, tacciate di sessismo e misoginia. Testi violenti, insomma, nei giorni in cui i fatti di Palermo prima e Caivano poi riportano drammaticamente in primo piano il tema della violenza sulle donne. Lei che mi chiama la nuit, ma non le risponderò, puttana. Non fare la puttana, se vuoi avere la fama, ci vediamo domani, puttana. Simioni ammette di aver invitato l'artista senza mai aver ascoltato un suo testo, forte della fama di Savage fra i giovanissimi, successo che resta, e questo è il punto, indipendentemente dal concerto castellano. Noi l'avevamo preso Niki Savage perché giustamente ha una montagna di visualizzazioni, su Spotify va forte e noi fondamentalmente, vendendo spettacolo, avevamo preso lui. Lei non aveva mai sentito un suo testo, questi in particolare? No, non avevo mai sentito un suo testo, no. Però so che sui giovani va fortissimo, dopo avendomi informato, sui giovani va fortissimo e lo ascoltano in qualsiasi caso, non è che da domani non lo ascolta più nessuno. Lei lo sente, sono un uomo vero, vuole leccarmi da tocca addosso. Lei lo sa che farò carriera, mi prendo tutto ad ogni costo. Tira un sospiro di sollievo la politica locale mobilitata da giorni. Sono contento che la mobilitazione di questi giorni abbia portato alla cancellazione dell'esibizione di questo trapper, ma al fatto che la festa si faccia lo stesso. E questo è un esempio anche di serietà da parte degli gestori del locale e degli organizzatori dell'evento, che hanno scelto e hanno capito l'opportunità di dover fare marcia indietro su questo tema, e per questo li ringrazio. Questo il caso castellano. Ritorneremo ovviamente a Cordovado fra pochissimo. Tra l'altro adesso i vari giornali, le varie testate online pubblicano quello che vi abbiamo raccontato rigorosamente in diretta. Luca Orlandi ha consegnato le armi ed è uscito dall'appartamento. Questo è il titolo anche del Gazzettino.it e ovviamente le immagini che noi vi stiamo trasmettendo in presa diretta. Grazie al nostro Lucio Zanato, grazie alla nostra Nicoletta Rizzetto. Come sapete noi siamo sempre sul posto, e sul posto è sempre anche la nostra Ilaria Marchiori, che con Simone Merlo si trova a Venezia abbellita insomma nei giorni della mostra del cinema, ma non c'è soltanto la mostra del cinema, perché nel weekend la regata. È così, Ilaria, buongiorno.
Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Proprio così, conto alla rovescia per la regata storica qui a Venezia che si svolgerà domenica, ma ne parliamo con il consigliere delegato alle tradizioni del Comune di Venezia, Giovanni Giusto. Tutto è già iniziato da ieri con la benedizione dei gondolini, giornata calda oggi, lo sarà anche domani, poi in vista di domenica. Sì, diciamo che tutto è incominciato un mese fa almeno per quello che è appunto il meccanismo e la preparazione perché tutte le cose possano scivolare bene e essere gradite domenica, quindi dopodomani. E ieri indubbiamente c'è stata quella che è forse la presenza iniziale più importante, la benedizione dei gondolini, dove tutte le imbarcazioni che gareggeranno percorrono il Canal Grande presentandosi al pubblico e poi per essere benedette uomini, donne, bambini e anche barche, va bene, sperando che tutto vada bene come sicuramente andrà domenica in Canal Grande. È sicuramente una grande occasione per dimostrare anche la regata storica, a differenza di quello che purtroppo troppo spesso invece si sente e si legge, che Venezia è morta, che non c'è più niente, si ferma tutto, ha perso tutto, eccetera. Non è niente vero, anzi cerchiamo anche attraverso la regata storica di andare a sconfiggere questa brutta e cattiva abitudine che Venezia è una città che è morta, perché domenica la regata storica è proprio l'esempio della non soltanto presenza dei veneziani ma anche della vitalità, ma soprattutto della continuità. Siamo noi domenica, ecco, ci presentiamo anche alla nazione perché comunque la regata sarà ripresa oltre alle varie emittenti anche in diretta Rai, quindi a livello nazionale, e come ogni anno speriamo che passi il messaggio che Venezia è una città che ancora ha non soltanto voglia ma diritto di continuare a essere, attraverso la venezianità, ma i veneziani soprattutto, viva più che mai. Domenica... È giusto, anche proprio in questo senso la scelta dei giovanissimi è stata vincente. Bravissimo, mi fa molto piacere, meriteresti un bacio, perché 18 anni fa ormai sono passati, va bene, all'epoca ho imposto che venga praticamente varata una categoria dedicata ai bambini e con tutte le forze quella volta là alla fine ci sono riuscito. Portare i bambini dai 6 ai 13 anni all'interno dell'evento della regata storica. Ho inventato le schie, le macciarelle, va bene, in modo che i bambini veneziani o veneziani nel mondo potessero improvvisamente scoprire quello che è un ambiente che solitamente da terra non ti accorgi che esista, che è l'acqua, e soprattutto quella che è la tradizione in assoluto più grande e più importante per Venezia, che è l'andare a remi. Da quel giorno noi abbiamo nutrito un interesse, tanto che chi ha vogato la prima regata dei bambini 18 anni fa, oggi è leader all'interno delle regate maggiori, cioè quella dei gondolini, quella delle mascherette donne e nelle caorline. Un dato, questo è importantissimo, dicono che vogano soltanto gli anziani, no? Ogni anno io sento dire che comunque i settantenni sono presenti in alcune barche che competono perché non ci sono i giovani. È una fandonia clamorosa, è una bugia colossale. Chi lo dice è un gufo che vuole comunque che Venezia sia pensata come città morta. Il 50% quasi dei regattanti che a livello agonistico vedremo competere domenica in Canal Grande non supera i 25-30 anni, e soprattutto ogni anno abbiamo l'intrusione, chiamiamola così, di giovanissime coppie che accedono al vertice dell'agonismo della voga alla veneziana, voga veneta. Quindi siamo in ottima forma, sicuramente con tutti i problemi che vogliamo, ma ci siamo presenti, i numeri ci sono e il cambiamento, anzi la continuità attraverso il cambiamento, cioè l'introduzione delle nuove generazioni, è ormai cosa concreta e in atto da anni. Quindi vuol dire che abbiamo tutti lavorato bene. Ilaria. Amministrazione, io personalmente anche, perché comunque noi abbiamo la responsabilità diretta, ma soprattutto quel mondo della voga che sono le remiere, gli appassionati e i veneziani. Un messaggio, attenzione soprattutto ai gufi, che sono quelli che comodamente seduti in sedia domenica, magari guardando la diretta Rai oppure dalla spiaggia, va bene, non vengono alla regata, però dopo criticano e sono quelli che dicono che è tutto morto. Bene, domenica chi non è in Canal Grande non è veneziano. E su questo messaggio noi qui da Venezia ringraziamo Giovanni Giusto, consigliere delegato alle tradizioni, e restituisco la linea allo studio.
Grazie Ilaria Marchiori. Chiaramente voi rimanete invece sempre su Antenna 3 perché domenica Antenna 3 vi trasmette in diretta il Palio di Montebelluna, quindi insomma c'è spazio come sempre per tutti nella nostra emittente, la regata, il Palio, insomma voi rimanete comunque sempre su Antenna 3 che non sbagliate. Cordovado, Tony scusa, vorrei vedere una cosa sta accadendo. No, la situazione è comunque tranquilla, la trattativa come sapete è alle battute finali e Luca Orlandi si è comunque arreso, fra poco torneremo a collegarci con Lucio Zanato. Queste le immagini che Lucio con Nicoletta Rizzetto ci sta trasmettendo, con le quali appunto capiamo l'umore, capiamo cosa in qualche modo stanno pensando anche gli operatori delle forze dell'ordine. Vedo tranquillità, insomma, non c'è la concitazione della giornata di ieri. Adesso a Padova per cambiare argomento, perché cominciano le scuole, in questi giorni ci siamo occupati tantissimo di caro scuola, dei libri, degli asili nidi, delle mense, torneremo a farlo questa sera anche nel telegiornale di Treviso, ma poi c'è tutta la parte delle spese universitarie. Ci siamo lasciati a maggio-giugno con la protesta fortissima delle tende e questo copione potrebbe replicarsi. Vedo pronta da Padova la nostra Valentina Visentina con gli studenti. Buongiorno davvero Valentina. Buongiorno da Padova, davanti all'università. Ci eravamo lasciati con Domenico Amico, rappresentante degli studenti UDO, a maggio, quando con le tende eravate accampati qui sotto per chiedere insomma interventi da parte del governo e della regione in merito di alloggi per gli studenti universitari. Purtroppo a settembre siamo qui per raccontare che la situazione non è cambiata molto, perché gli studenti stanno ritornando in città dopo la pausa estiva. Ricominciano le sessioni di esami ma anche l'anno accademico tra qualche settimana, eppure gli affitti, secondo appunto le statistiche, ancora sono alti, 400 euro in media il costo di una stanza singola. Sì, pensiamo che in 3 anni di crisi abitativa come possa effettivamente cambiare il problema se il Ministero, se il Governo, se le regioni o le amministrazioni non si impegnano per questo tema. A maggio eravamo con le tende, siamo anche molto delusi dalla condizione di settembre, ma lo sapevamo che le stanze costavano intorno ai 400-450 euro. Non avevamo bisogno di una statistica, già lo vivevamo a maggio, lo stiamo vivendo tuttora a settembre ed è veramente deludente dover una volta denunciare questa condizione. Stanno per tornare gli studenti e sta per crearsi una bolla anche a Padova e sta per tornare una grande emergenza abitativa. Avete incontrato l'ESU sempre lì in quel periodo a maggio, c'era la promessa di nuovi alloggi, dovrebbero arrivare qualcosa o sono comunque insufficienti? Servono interventi strutturali. Se parliamo di 71.000 studenti iscritti all'Università di Padova non possiamo pensare che con 90-100 posti riusciamo a risolvere effettivamente un tema che ormai non è più marginale ma riguarda anche il diritto allo studio, perché tantissimi studenti e studentesse ci stanno scrivendo: ma se non riesco a trovare casa cosa farò? Cosa devo fare? Devo disiscrivermi dall'università? E a questa domanda come si può rispondere effettivamente se è difficile in sé per sé il tema? Quindi insomma non escludete che si possa ritornare alla protesta con le tende qui sotto? Ma ci saranno sicuramente diverse modalità di nuovo di protesta, perché l'obiettivo rimane sempre quello di risolvere anche il problema, quindi che siano le tende, che siano di nuovo le proteste, a questo punto anche davanti alla regione. La regione deve in fase anche di bilancio iniziare seriamente a pensare a investimenti sul diritto allo studio. Sono 10 anni anche che protestiamo perché vogliamo nuove residenze, in più adesso ci saranno sicuramente il problema degli idonei non beneficiari, quindi studenti e studentesse anche fuori sede che vengono a vivere a Padova ma che non avranno anche la borsa di studio, e ricomincerà quel periodo in cui per una volta per tutte chiediamo alla politica che prenda seriamente in considerazione questo tema. Allora ringraziamo Domenico Amico, rappresentante degli studenti UDO di Padova, e dall'università è tutto, restituisco la linea allo studio. Valentina, grazie davvero. Noi adesso andiamo in pubblicità.
qualche istante. Vi ricordo i fatti di Cordovado, Lucio Zanato è sempre pronto lì per noi, vedo la telecamera, mostriamola perché è giusto mostrarla, il lavoro in corso, i lavori in corso di Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto. Fra poco ci ricollegheremo, andremo poi a Bassano, a Vicenza per la fiera di Grisignano di Zocco, abbiamo Fabrizio Pregliasco per fare il punto del Covid e c'è anche la mostra del cinema, quindi restate con noi. Di nuovo in diretta, sono le 12:51. Le vedete ancora le immagini in presa diretta, in diretta da Cordovado, dove c'è Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto. Lucio Zanato che ci ha riferito in tempo reale più o meno alle 12:13, 12:14 minuti che Luca Orlandi si era arreso e che in questo momento si troverebbe all'interno del negozio del tabaccaio con i negoziatori. Lucio si sta riposizionando con noi, fra poco dovrebbe ritornare a sentire, a sentirmi, a sentirci e dialogare. Lucio, forse ti sento, ti sento. Lucio, a te. Sì, continuiamo a tenere l'immagine che vedete di infilata sull'area che ci viene permessa per le riprese e che è praticamente l'angolo da dove si riesce a vedere l'uscita del negozio di tabaccaio dove Luca Orlandi, 55 anni, e in questo momento si trova anche ancora all'interno con il personale di pubblica sicurezza. Intanto comunque continuate a vedere la smobilitazione. Qui diciamo si respira un'area di, si tira un sospiro di sollievo, mettiamola così, dopo la tensione che è cominciata questa mattina intorno alle 10. Vi dico solo che se vedete, non so se riusciamo a far vedere, adesso magari provo ad aprire un po' più l'immagine, al di là dell'auto della polizia locale c'è, diciamo così, ci sono i tecnici degli impianti del gas che stanno provvedendo a riallacciare completamente le condutture del gas, quindi diciamo che l'emergenza è assolutamente conclusa e in questo momento stiamo solo attendendo che Luca Orlandi venga condotto fuori dalla tabaccheria, molto probabilmente per essere condotto o alla caserma dei carabinieri o, come qualcuno dei colleghi ipotizza, per essere ricoverato per un TSO a questo punto, perché questo è il minimo che gli possa capitare, visto e considerato che la sua azione ha bloccato un intero paese per oltre 2 giorni. Insomma. E quindi sicuramente noi cercheremo anche di riprendere questo momento. In ogni caso l'immagine, il simbolo di questa giornata è sicuramente l'uomo dei GIS che esce con il pollice alzato, come per dire appunto operazione riuscita. Ricordo Luca Orlandi, 55 anni, comunque nell'operazione pare, ma avremo più tardi delle conferme, non ha opposto resistenza. Una volta che i GIS sono entrati probabilmente facendo esplodere una piccola carica e quindi entrando, appunto, forzando la porta, il portoncino d'entrata del suo appartamento, non ha opposto resistenza, addirittura pare che abbia consegnato lui stesso le armi, ricordo 2 fucili a uso sportivo, una pistola e poi 500 colpi e a quanto pare poi l'hanno condotto anche per rifocillarsi, perché abbiamo visto un via vai dentro la tabaccheria, probabilmente con qualcosa da mangiare, perché inevitabilmente diciamo così, questi 2 giorni sono stati 2 giorni di tensione anche per lui. Adesso appunto si procederà quasi sicuramente di sicuro il TSO, comunque mi dicono, è stato firmato dal sindaco, che tra l'altro noi abbiamo sentito ieri sera e che cercheremo di risentire poi a operazione definitivamente conclusa, e quindi evidentemente dopo le operazioni di rito verrà condotto quasi sicuramente o alla caserma dei carabinieri, come ho detto prima, oppure in un punto per poi appunto dare il via
del TSO. Lucio, ti ringrazio. Credo che al momento non ci siano altre novità se non appunto cominciare a vedere anche alcuni cittadini che si riappropriano dei loro appartamenti, delle loro case. Insomma, si sta tornando alla normalità qui a Cordovado, e questo grazie anche alla professionalità delle forze dell'ordine, senza spargimento di sangue. Mi sembra che questa sia forse la notizia più bella della giornata. A te. Assolutamente, Lucio, grazie. Torniamo a collegarci con te in chiusura di trasmissione. E noi adesso ci occupiamo di noi da un certo punto di vista, perché la polemica feroce è partita da Focus, la trasmissione di prima serata del nostro direttore Luigi Bacciagli. Ancora una volta una dichiarazione shock da parte di Gio Formaggio. È diventata uno tsunami a livello politico anche nazionale. Voglio vedere il Veneto con la maggioranza dei cittadini di colore scuro. Posso dirlo in televisione senza andare in galera? Voglio vedere la maggioranza dei cittadini veneti che siano di pelle bianca. Posso dirlo o no? Oggi sono andato in Viale Milano a Vicenza, sembrava di essere in Africa, non ho visto una persona, ero l'unico bianco e mi faceva... Ma che bianco, sei marrone! Non mi piaceva, professore, e non piace alla maggioranza delle persone. No, è un discorso razziale. Ma ho capito, io sono stato anche comandato, però la maggioranza delle persone per strada la pensa così. Diventa un caso nazionale l'uscita di Gio Formaggio, ospite a Focus del direttore Luigi Bacciagli, e sulle parole del consigliere regionale, già sindaco di Albettone, arriva una pioggia di polemiche. Gio Formaggio è ignorante perché non sa e non conosce la realtà veneta. È una realtà fatta di italiani, stranieri, immigrati di prima, seconda e anche terza generazione. I figli di quei lavoratori che ho citato prima sono iscritti alle nostre università, sono i futuri dottori, i futuri insegnanti, i futuri architetti e i futuri medici che concorreranno a fare l'Italia del futuro. Non rendersi conto che questa è la realtà significa agitare spettri che incattiviscono le persone e non fanno il bene del Veneto. Queste le accuse del PD, mentre i rappresentanti locali di Fratelli d'Italia difendono il consigliere. Innanzitutto esprimo solidarietà all'amico e consigliere regionale, nonché collega di partito Gio Formaggio. Ecco. E io ho visto attentamente tutta la discussione che è avvenuta lunedì a Focus e insomma estrapolare la sua espressione per diciamo incriminare di qualche reato che è appunto relegabile all'opinione di una persona mi sembra assurdo, perché lui ha posto una domanda legittima, lecita, in un contesto dove comunque la discussione era abbastanza animata, perché voleva Gio, come ha detto anche nei minuti precedenti, mettere in evidenza il problema dell'immigrazione clandestina, poi in maniera colorita, senz'altro. Anch'io ho detto settimana scorsa lo stesso concetto a Focus, ecco, non è insomma scoppiato nessun caso. Sembra che quando parla Gio Formaggio bisogna assolutamente creare il caso. E nel tardo pomeriggio sono arrivate le scuse di Formaggio, che spiega di aver dato vita a un ragionamento provocatorio per mettere al centro la questione dell'immigrazione clandestina. Un ragionamento che, estrapolato dal contesto in cui è stato pronunciato, avrebbe assunto un significato lontano da quello che il consigliere regionale intendeva esprimere. Formaggio non cerca però giustificazioni e ammette di essere pentito di frasi così lontane dal suo pensiero e da quello del partito. Lo stesso Formaggio condanna il razzismo e sottolinea di aver voluto solo denunciare una situazione legata all'immigrazione clandestina in Veneto. E tra le reazioni a queste parole di Formaggio, che hanno creato uno tsunami politico, c'è quella di Francesca Benciolini, che è assessora del comune di Padova, che ci ha aperto le porte di casa e ci ha presentato la sua famiglia. Un marito e 3 figli, una biologica, uno adottato, uno affidatario. È la famiglia veneta doc di Francesca Benciolini, assessore del comune di Padova nella giunta guidata da Sergio Giordani, che la diversità del colore della pelle dei suoi figli la considera una grande ricchezza. I suoi figli non sono tutti bianchi.
No, non sono tutti bianchi, ma questa è proprio una famiglia, come ce ne sono tante in Veneto, in Italia, in giro per il mondo oggi. Siamo appunto mescolati, le famiglie sono varie e ognuno di noi vive la sua esperienza, e le persone sono persone a prescindere dal colore della pelle, anzi nella bellezza di una varietà che è anche diversità di colore di pelle. Orgogliosa della mia famiglia veneta di tutti i colori, ribadisce l'assessore Benciolini, che così spiega la sua reazione, senza mai citarlo, alle dichiarazioni del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Gio Formaggio, che nel corso di Focus, l'approfondimento condotto su Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, condotto dal direttore Luigi Baccialli, ha ribadito con forza: voglio vedere la maggioranza dei cittadini veneti che hanno la pelle bianca. Le dichiarazioni del consigliere regionale Gio Formaggio sono distanti da quella che è la sua realtà. La mia realtà, ma credo anche dalla realtà di un Veneto che è da millenni in contatto con le culture di tutto il Mediterraneo, di tutto il Nord Europa, dell'Asia, nel senso che siamo una terra che ha ricevuto e ha dato continuamente contatti. Abbiamo un'università che ci ha portato sul territorio persone della cultura di tutti i mondi, da quello arabo a quello dell'Europa. Abbiamo il commercio, Venezia era una città in contatto con il mondo di allora e anche oggi è luogo di incontro e di incroci, e questo è il Veneto, è inutile negarlo. Se non coltiviamo il senso di appartenenza nelle persone che abitano, vivono, fanno la nostra comunità, come pensiamo di creare coesione sociale, benessere e felicità? Spiega Benciolini, che conclude: pensare che il colore della pelle sia ancora un problema è una discriminante. Siamo a 60 anni dal famoso discorso I Have a Dream di Martin Luther King e ancora stiamo a guardare il colore della pelle e a decidere se questo è un elemento che distingue e fa migliori le persone. Credo che sia veramente una lontananza abissale rispetto alla realtà, e da una persona che governa e che amministra ci aspettiamo, se non altro, un piano di realtà. Allora, io lo chiederei a un uomo di scienza come Fabrizio Pregliasco, lo vedo già collegato. Professore, buongiorno, grazie davvero per aver accettato l'invito anche oggi. Parliamo ovviamente di Covid, però vorrei una sua battuta, ho visto che seguiva con attenzione. Cosa ne pensa di questa dichiarazione shock di Gio Formaggio? Direi che condivido invece quanto diceva l'assessore poc'anzi, no? La nostra Italia è un luogo di mescolamento di tante persone di origini diverse, e qui sta la bellezza e la forza dell'Italia e la forza che l'Italia potrà avere nel futuro, se appunto permetterà una convivenza la più serena, la più corretta possibile. È chiaro che in tutto questo c'è l'enorme problema anche legato a problemi climatici, economici, di migrazioni che comunque non si possono fermare, vanno in qualche modo gestite. E senta professore, noi ci rivediamo dopo qualche mese per ritornare a parlare di Covid. L'ultima volta abbiamo parlato soprattutto dei superbatteri, di una sua pubblicazione tra l'altro di successo. Però appunto il tema di questi giorni è il ritorno del contagio. Ne ha parlato poco fa ai nostri microfoni lo stesso presidente Luca Zaia, intervistato da Francesca Bozza, in riferimento soprattutto alle case di riposo. Qual è lo stato dell'arte e soprattutto quanto ci dobbiamo preoccupare? Io credo che ormai c'è da convivere con questo virus, perché abbiamo tutti nei fatti quella che possiamo chiamare immunità ibrida, cioè ci siamo vaccinati, ci siamo infettati, reinfettati, insomma siamo venuti in contatto con questo virus. Il nostro sistema immunitario in qualche modo si è, come dire, allenato a riconoscere il virus. Il virus ed è la sua forza, continua a cercare di trovare nuove possibilità di diffondersi, e tutta una serie di varianti sempre della famiglia Omicron si stanno facendo avanti e vanno monitorate, quello che si sta facendo a livello internazionale e nazionale. Però direi che questa, diciamo, pregressa capacità di risposta fa sì che i casi gravi siano pochi e sono sostanzialmente
confinati nelle persone fragili, nelle persone più anziane, che sappiamo anche per quanto riguarda per esempio l'influenza, sono le persone per le quali l'influenza può non essere una banalità, ed è ciò che dobbiamo a questo punto dire in parallelo riguardo al Covid. Ci aspettiamo una salita, anzi la stiamo già osservando sia in Italia che in Europa, nel mondo, proprio perché diciamo i contatti che abbiamo avuto sono ormai di diversi mesi rispetto alla possibilità di diffondere, di essere protetti. Invece ora c'è una possibilità del virus così modificato di ripresentarsi. Però appunto è importante dirlo, la stragrandissima maggioranza dei casi è gestibile e ora sappiamo gestirla, ed è importante in questo senso per esempio far eseguire i tamponi non con quella tamponite che per certi versi nel passato un po' c'è stata, ma per esempio suggerirla alle persone ultrasessantenni, a chi è più fragile, perché oggi abbiamo per loro, perché è destinato alle persone appunto con risposta immunitaria non adeguata, dei farmaci antivirali specifici da assumere nell'immediato e che permettono quindi di ridurre per queste persone l'aggravarsi il possibile aggravamento di questa infezione. Quindi nessuna psicosi sostanzialmente, professor Pregliasco. Abbiamo gli strumenti per far fronte? Il buon senso innanzitutto, sappiamo che, ed è giusto che sia così, non c'è l'obbligo delle mascherine, però quelle norme di igiene generale ci aiutano, e comunque sia, al di là di questo rialzo del Covid, avremo sicuramente una stagione influenzale. Quindi il messaggio adesso a settembre è quello di cominciare a pensare, come raccomandazione, come suggerimento, io dico una forte raccomandazione per le persone appunto fragili, gli anziani, di procedere ad eseguire la doppia vaccinazione, cioè quella per l'influenza e quella per il Covid. Si può fare nella stessa seduta vaccinale in due punti diversi e permette quindi di poter in qualche modo traguardare la prossima primavera con maggiore serenità, perché appunto un po' di problematiche comunque ci saranno. Quindi vaccinazione per i soggetti a rischio, un'attenzione ancora a livello ospedaliero in quelle situazioni dove appunto vengono ricoverati, ospedaliere o di strutture per anziani dove sono ricoverati soggetti a rischio, e quindi come dire, una convivenza che come sempre bisogna dire deve essere attuata senza, come dire, dimenticarci di ciò che è successo e con buon senso e attuazione realistica. Professore, io la ringrazio per questa fotografia come sempre puntuale, ci sentiremo presto perché insomma l'autunno è lungo e quindi insomma abbiamo capito che non possiamo mai dare nulla per scontato e che certi messaggi vanno magari ripetuti, ricordati. Quindi grazie al professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano. Grazie davvero. E noi adesso voltiamo pagina, andiamo a Bassano, sempre in diretta i temi della giustizia. Sapete che una delle questioni aperte riguarda il Tribunale della Pedemontana, questione che non riguarda soltanto Bassano, ma tutto il circondario, buona parte del territorio di Vicenza e di Treviso. Per noi, lo vedo pronto, c'è il nostro Ferdinando Garavello. Buongiorno Ferdinando. Buongiorno anche ai nostri telespettatori. Siamo a Bassano, siamo fra il vecchio tribunale e il nuovo tribunale, due gusci quasi vuoti dei quali uno potrebbe tornare alla vita a breve, o almeno questo è il progetto. È venuto il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, è stato invitato il ministro Nordio. Si parla sempre più spesso di una possibile riattivazione di un palazzo di giustizia a Bassano che andrebbe a coprire 3 province, un numero enorme e soprattutto di attività importantissime, ma siamo in attesa di novità. Dovevano arrivare ad agosto è finito e forse è bene dare una spintarella magari a questo percorso. Pare che ci abbia pensato qualcuno in regione con un progetto, con un provvedimento che arriverà in Consiglio regionale fra pochi giorni. Ce ne parla Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto. Sì, buongiorno a tutti. Dopo ovviamente la mobilitazione che c'è stata sul territorio anche negli ultimi mesi con la presenza del sottosegretario, ma anche l'attenzione che c'è stata da parte dei tanti amministratori
amministratori comunali, ma anche degli ordini professionali. Come Regione del Veneto, come Consiglio, abbiamo deciso di presentare un progetto di legge statale proprio che vada nella direzione di altre 7 regioni a livello nazionale che chiedono sostanzialmente al governo di rivedere quella che è la geografia giudiziaria che è stata approvata ancora nel 2012, che ha visto la soppressione del nostro tribunale. Quindi noi come Regione del Veneto, dopo aver adottato una delibera, una risoluzione, adesso andremo in aula martedì, approveremo questo progetto di legge che inizierà poi un iter a livello parlamentare assieme agli altri testi e mi auguro assieme anche a una nuova geografia giudiziaria che sarà portata avanti proprio dal governo, proprio per chiedere ovviamente l'apertura del nuovo Tribunale della Pedemontana. In questa maniera tutti i tasselli sono al loro posto, perché il territorio ha risposto in maniera compatta su questa scelta di apertura del nuovo tribunale. Ora ovviamente la palla passa al governo e al Parlamento, che speriamo quanto prima metta veramente in risalto il lavoro fatto dal territorio, ma soprattutto ci permetta di riaprire questo importante edificio che è fondamentale per le imprese e per i cittadini del nostro territorio. Siamo qui, dicevamo, fra il vecchio tribunale e il nuovo tribunale. Questo è un progetto, possiamo definirlo pilota a livello nazionale, perché Bassano è un unicum in questo momento, è proprio il primo progetto che viene portato avanti per la riapertura di tribunali soppressi. Siamo, vicepresidente, in una città che doveva diventare una sede di provincia in pratica e che invece adesso lotta per avere dei servizi. Guardate cosa sta succedendo con il tribunale, ma non solo. Sì, è un territorio che da tanti anni purtroppo deve lottare per mantenere dei servizi essenziali per la popolazione. Stiamo parlando oltretutto di un territorio molto importante, non siamo alla periferia dell'impero, ma siamo uno dei centri produttivi più importanti del Veneto e del nord-est. Abbiamo ovviamente tantissime aziende, tantissime imprese, ma ogni giorno, stiamo parlando oggi del tribunale, ma fino a qualche settimana fa parlavamo addirittura del commissariato di polizia. Oggi, grazie all'interessamento del ministro Salvini, sono stati stanziati i fondi per realizzare il nuovo commissariato, ma c'è il problema dell'archivio di Stato, c'è il problema dell'ospedale che negli ultimi mesi ha visto ovviamente qualche difficoltà e sul quale ovviamente bisogna riportare l'attenzione dell'intero territorio. Quindi ogni giorno dobbiamo continuare a lottare per mantenere dei servizi che insomma ci dovrebbero essere garantiti, visto che siamo cittadini che ogni giorno paghiamo le tasse. Però insomma il territorio lo vedo bello compatto e ricordiamoci sostanzialmente anche che questa non è una battaglia che riguarda solamente la città di Bassano, ma deve essere una battaglia che riguarda tutto il territorio bassanese, perché ovviamente questi importanti presidi hanno sede a Bassano, ma danno un servizio importante a un'area che, ripeto, è una tra le più importanti del nostro Veneto. Con questa considerazione e con una considerazione che va a braccetto, ovvero il fatto che se mancano dei riferimenti politici importanti, alcuni territori rischiano di zoppicare davvero anche nel nostro Veneto, che pure è molto coperto e pure ben servito. Noi ringraziamo il vicepresidente del Consiglio regionale. Grazie a voi. E vi cediamo la linea. Grazie Ferdinando, grazie a te e al tuo ospite Nicola Finco. Noi rimaniamo nel Vicentino. È pronto Daniele Garbin. Torna la Fiera del Socco, la fiera più antica del Veneto, decine di migliaia di presenze previste, ma insomma tra tradizione e innovazione. Ma ci racconta tutto Daniele Garbin. Buongiorno Daniele. Buongiorno, grazie della linea. Siamo a Due Ville, siamo in un luogo meraviglioso, le Osei del Risorgive del Bacchiglione. In compagnia con me c'è il sindaco di Grisignano di Zocco, Stefano Lein. Buongiorno a tutti. Non è un caso che siamo qui alle Risorgive, dove nasce questo corso d'acqua che scorre dall'est vicentino per passare nella nostra città, una città d'arte del Palladio, peraltro nato a Padova, e questo corso d'acqua prosegue il suo percorso anche nel territorio padovano, e quindi ecco questa congiunzione un po' anche tra questi due territori che simboleggiano quello che da sempre è la fiera, un'area di incontro, come abbiamo peraltro trovato in alcuni scritti storici, terreno di incontro dove avvengono questi scambi commerciali, avvengono già dal tempo del Medioevo, ed eccoci qui che annualmente noi con la nostra antica Fiera del Socco promuoviamo appunto questi scambi, e non solo. Oggi siamo qui per promuovere, oltre a quello che sono gli scambi commerciali, stante la grande valenza che sappiamo avere con i grandi numeri di visitatori, la vetrina, una vetrina di marketing territoriali a favore dei prodotti, dei territori, dei nostri comuni anche contermini e delle loro Ecco, diciamo subito, non l'abbiamo detto subito, ma siamo qui per l'inaugurazione oggi
L'evento principale di presentazione, insomma, della Fiera del Soco, che avverrà tra l'8 e il 14 settembre. Ecco, una settimana intensa, qui ci sono anche delle novità, abbiamo Viacqua oltretutto, no? Che è presente, più anche dei comuni che non erano presenti fino ad ora. Sì, abbiamo la riconferma del comune di Brendola, abbiamo la new entry del comune di Caldogno che per promuovere e valorizzare quella che è questa spettacolare villa che c'è in Caldogno e che merita di essere vista, e pertanto avrà modo, assieme al comune di Gruno delle Badesse, con il riso delle Badesse, famosissimo in Italia sicuramente, di promuovere questi prodotti a favore di tutti i visitatori che ci saranno in fiera. Ringrazio Viacque perché da quando ho proposto anche la presenza di Viacqua, devo dire che è simbolico perché l'acqua è un prodotto naturale e l'acqua, come siamo qui nelle risorgive, nasce appunto da quello che sono l'acqua che è arrivata dalle montagne e che attraverso le rocce passa e poi qua sfocia come quest'anno sarà la nostra fiera, che rinasce dopo 2 anni e passa di Covid. Vero che l'anno scorso siamo riusciti a fare la fiera, ma la vera fiera direi che parte da quest'anno. Ecco, allora intanto ringraziamo il sindaco, questa ricordiamo è la più importante fiera storica anche come numero di partecipazioni e come anni anche di edizioni, insomma, e quindi lo ricordiamo, è un vanto che può fregiarsi Grisignano. Sì, è un vanto. Allora, la data precisa non esiste, sicuramente dal tempo medievale, si parla dell'anno 1200 circa, con l'apparizione della Madonna, comunque tutte cose che potete trovare anche negli scritti, nella brochure, nel nostro magazine, dove raccontiamo un po' la storia di Grisignano. E nel suo percorso e quindi nei secoli ha avuto le sue vicissitudini, terreno appunto che posto tra l'area vicentina e padovana, un'area dove ci sono stati anche degli scontri negli anni passati, no, tra i famosi vicentini e padovani, ma direi che poi è diventata terreno d'incontro, cosa che si ripropone ancora oggi. Va bene, intanto ringraziamo il sindaco, lanceremo queste eccellenze del territorio. Grazie. E restituisco la linea allo studio. Grazie Daniele Garbina, grazie anche al tuo ospite, al sindaco Laina. E noi adesso andiamo in pubblicità, però queste sono le immagini dell'incidente mortale di questa notte a Segusino, se non sbaglio. Sono queste, Tony? È Segusino, l'incidente eccolo qua, grazie infinite, mi ero sbagliato. L'incidente a Segusino costato la vita a una donna di 48 anni di Cairano di San Marco. Sul posto per noi è di Calimano. Questa sera vi daremo tutti i dettagli di questa ennesima tragedia sulle strade del Veneto. Siamo all'altezza del ponte di Fenera tra le province di Treviso e di Belluno. Mentre abbiamo sempre la finestra su Cordovado con Lucio Zanato. Fra poco torneremo a collegarci anche con Lucio Zanato. Allora facciamo così, qualche istante di pubblicità e poi c'è anche la mostra del cinema di Venezia. Andiamo a Venezia con il nostro Lorenzo Maier. A fra pochissimo. Di nuovo in diretta per raccontarvi questo primo giorno di settembre a Nord-Est. Lo abbiamo fatto dandovi in diretta la notizia di Luca Orlandi che si è arreso. Forse fra poco riusciremo a ricollegarci con Cordovado, con Lucio Zanato. Questa tra l'altro la notizia di tutti i portali online, così il Gazzettino.it, uomo barricato in casa è finita. Dopo 50 ore Luca Orlandi ha consegnato le armi. Il paese intero tira un sospiro di sollievo, ma adesso c'è il nostro Lorenzo Maier da Venezia, la mostra del cinema che è entrata nel vivo. Lorenzo, aggiornaci, oggi se non sbaglio è il giorno del grande cinema italiano, dei film italiani. Buongiorno. Buongiorno Cristian, sì, ai nostri telespettatori, è una giornata importante che vede il cinema italiano veramente protagonista. C'è il film di Saverio Costanzo in concorso, Venezia 80, ma ci sono anche altri 3 film nelle altre sezioni del festival. C'è stata ieri sera un'ovazione per Adam Driver che ha incantato e mandato in visibilio ai fan sul tappeto rosso, per cui una giornata
molto interessante, impegnativa, che vede il cinema italiano al centro di questa 80ª edizione della mostra. Peraltro poi si è da poco conclusa anche invece in ambito più locale veneto la presentazione della nuova Film Commission con l'assessore Corazzari, che ha annunciato la messa a disposizione attraverso alcuni bandi di 19 milioni di euro per finanziare le produzioni cinematografiche. Ma se sei d'accordo, Christian, lancerei il servizio che abbiamo preparato. Lorenzo, l'intervista quindi a Tommaso Sant'Ambrogio e all'attrice Edith Ibarra Clara, realizzata come sempre dal nostro Maier, e poi ovviamente ancora Lorenzo. Quali emozioni hai adesso essere qui appunto a Venezia, alla mostra del cinema di Venezia? Allora, Venezia per me è sempre, a parte del festival, è sempre come la città, è sempre stato un sogno, no? Questa è la seconda volta che sto qua a Venezia, perché la prima volta siamo stati con quel cortometraggio, sempre del film, perché c'è stato prima il cortometraggio e dopo abbiamo fatto il lungo. Sempre è molto emozionante, sono qui in mezzo al festival, questa città meravigliosa, sono molto contenta veramente. Il tuo personaggio cosa racconta? Il mio personaggio è molto collegato con me stesso, come chi sono io, perché pure si chiama come Edi, sempre. Parla tanto della mia vita, prima un po' di adesso, no? Quando sempre della situazione di quella separazione che ho vissuto anni fa con diverse coppie che ho avuto, che è stato sempre questa situazione di che loro vanno via e appunto quando Tommaso mi viene con questa proposta, scusa, io ho detto allora Tommaso, questo stai parlando di mia vita praticamente, no? Io ovviamente questo ce l'ho dentro, no? Questa situazione, e è andato così il personaggio, no? Sempre parlando di me stesso. Tommaso Sant'Ambrogio, cosa significa aprire le giornate degli autori per te? È una grandissima emozione, oltre che un grande onore, cioè avere la possibilità di aprire una delle sezioni tra l'altro più interessanti per me di Venezia, per la ricerca che fa, per il cinema che propone, è bellissimo. Poi poterlo fare con il primo film ancora di più. Il tuo rapporto con Venezia? Penso sia un rapporto splendido, nel senso che Venezia è un po' mi ha aiutato in qualche modo in questa crescita, mi ha accompagnato, e sicuramente è la terza volta che torno con un mio lavoro, e quindi è un rapporto splendido. Un giovane regista come te, come vede la situazione del cinema italiano? Ma allora, sono curioso di vedere quest'anno, perché secondo me ci sono tanti validi registi giovani che stanno esordiendo, e il concorso vede addirittura 6 film italiani, quindi sono curioso di vederli, sono curioso di capire cosa succede. Sicuramente non si valuta dai risultati di mercato, secondo me, non solo il riscontro qualitativo artistico, però ho fiducia che le cose miglioreranno, anche per una ricerca di andare oltre certi limiti, certi confini, di forse compiacere meno e cercare un po' di rompere gli schemi, di quello che Jung definisce uccidere i padri. Ecco, allora, come è stato detto, questo film ha aperto le giornate degli autori, che sono una delle sezioni più importanti della mostra di Venezia, ma ieri, come sappiamo, è stato ospite qui alla mostra anche il vice premier Matteo Salvini, il ministro delle infrastrutture, pure in una giornata non semplice, perché chiaramente si parlava di quello che è stato della tragedia dell'incidente ferroviario. Salvini ha voluto intervenire, ha detto anche un suo pensiero su quello che è il suo rapporto con il cinema, per cui se sei d'accordo facciamo partire la sua dichiarazione e ti restituisco la linea se non hai domande. Grazie Lorenzo, grazie davvero. Sentite Salvini. Quest'estate le sale hanno fatto i record grazie al taglio del costo del biglietto scelto dal governo, grazie agli operatori che non hanno mai mollato, però ci sono
decine di migliaia di posti di lavoro e di fantasia umana insostituibile dall'intelligenza artificiale che tengono duro, e quindi il mio omaggio, il mio ringraziamento, e da utente e da appassionato lunga vita al cinema. Il lungo racconto di Lucio Zanato da Cordovado, siamo alle battute conclusive. Vorrei, Lucio, tirare le fila con te di queste ore, per certi versi drammatiche, ma fortunatamente con esito positivo. Lucio. Grazie. Allora, intanto diciamo subito che Luca Orlandi si troverebbe ancora dietro le mie spalle all'interno della tabaccheria con i negoziatori, probabilmente per le ultime battute, poi verrà probabilmente condotto nella caserma dei Carabinieri o forse in una struttura, visto che dovrebbe essere stato raggiunto da un provvedimento firmato dal sindaco di TSO. In ogni caso quello che noi possiamo raccontare è una storia a lieto fine, per quanto diciamo così abbastanza difficile, nel senso che è partita l'altro ieri mattina con dei carabinieri che suonano una porta per ritirare delle armi, è proseguita poi con momenti di concitazione e anche di difficoltà, con l'induzione al suicidio appunto lanciata da Luca Orlandi attraverso questa nuova modalità, ovvero i messaggi via YouTube, poi proseguita con l'arrivo dei GIS di Livorno e in forze appunto i carabinieri, e nel frattempo questo paese che è stato completamente scollegato, abbiamo visto i tecnici del gas ricominciare a collegare le tubature e quindi il ritorno alla normalità. Cosa dire? Che tutto questo si è, come dire, la svolta è arrivata oggi intorno alle 10:10:30, quando da una parte sono entrati i GIS, il gruppo di GIS è entrato all'interno della palazzina dove appunto stava Luca Orlandi. Noi abbiamo sentito dei rumori che sembravano degli scoppi, quindi presumibilmente potrebbe esserci stata anche un'irruzione con lo sfondamento del portoncino d'entrata, ma a quel punto pare proprio che Luca Orlandi si sia completamente arreso e abbia addirittura consegnato le armi ai carabinieri. E poi è stato condotto sotto, dove è stato anche rifocillato a quanto pare. Adesso noi stiamo solo aspettando che liberino l'area per poi sentire, diciamo così, anche il sentimento delle persone che stanno ritornando alla normalità per un'avventura che sicuramente Cordovado farà fatica a dimenticare. E se non hai altre domande io restituisco la linea allo studio e poi vedremo naturalmente questa sera un servizio ampio sul nostro telegiornale. Assolutamente Lucio, ti ringrazio, grazie a te Nicoletta Rizzetto per questo racconto in diretta da Cordovado. È tutto davvero per questa prima edizione, grazie Tony Esposito, grazie Mattia Pizzaia. Ovviamente noi ritorniamo alle 18:30, c'è tanto di cui dobbiamo dirvi, raccontarvi, anche l'incidente mortale che c'è stato a Segusino nella nottata, questa donna di 48 anni di Cairano di San Marco che è rimasta vittima. Poi appunto il caro scuola, l'università, i temi della politica, ma vi lascio al film, un film molto bello, molto importante, che ha avuto anche diverse nomination all'Oscar, il film Mongol, dedicato alla vita di Gengis Khan, questo subito dopo il meteo. A tutti voi grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Benvenuti al Meteo. Previsioni per venerdì 1 settembre. Torna a consolidarsi l'alta pressione, accompagnata da tempo buono e clima gradevole. Nel dettaglio sul Veneto avremo nubi irregolari che si alterneranno ad ampie e schiarite. Tuttavia nel pomeriggio non sono del tutto esclusi addensamenti e locali rovesci sui rilievi. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime sui 13-19 gradi, massime comprese tra 23 e 27 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Nella prima parte della giornata, vedete, sarà possibile qualche isolata pioggia. A seguire tempo migliore con cielo poco nuvoloso. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, massime sui 23-26 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà piuttosto soleggiato, solo con qualche nube del tutto innocua.
Temperature minime intorno ai 13-15 gradi, massime sui 28 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex Novo Mercatino dell'Usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.